stamattina il nuovo piano regionale dei trasporti, un piano elastico che renderà la mobilità veneta più sostenibile e non è l'unica novità. È morto in California a 87 anni l'ingegnere Giovanni Mazzacurati, ex presidente del consorzio Venezia Nuova, coinvolto nello scandalo Tangenti per il Mose. Presidio contro la riforma dell'ATE questa mattina a Venezia, una delegazione di rappresentanti degli inquilini e dei sindacati è stata ascoltata in Consiglio regionale. All'indomani dell'incontro con il ministro Boccia, il governatore Zaia risponde alle dichiarazioni dei 30 stellati che hanno accusato tre leghisti di aver bloccato l'autonomia. Bugiardi dice. Il dibattito sull'autonomia rimane acceso anche tra i consiglieri regionali, diversa la lettura a Palazzo Farroffini sull'incontro tra il ministro Boccia e il presidente Zaia. Era scomparso ieri mattina e oggi l'86enne Cesare Finotto è stato trovato morto in un fossato. È stata ritirata la multa da 350 euro che la polizia locale di Venezia aveva comminato ad un migrante africano che spazzava una strada di Mestre. Edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Dunque partiamo dal nuovo piano regionale dei trasporti presentato questa mattina. Si tratta di un piano elastico che renderà la mobilità veneta più sostenibile, ma ci sono altre novità in arrivo. 20 miliardi e 800 milioni di questi, 12,8 sono già previsti nei bilanci regionali, 6 legati alla TAV, 2 da recuperare. La Giunta regionale ha adottato il nuovo piano dei trasporti che sostituisce quello del 1990 e che ora passerà al Consiglio per eventuali osservazioni con l'approvazione definitiva entro 2 mesi. Fin dall'inizio si è manifestata la necessità di fare un piano dinamico, un piano elastico, perché se noi avessimo fatto un piano statico molto probabilmente tra 3 anni sarebbe stato un piano vecchio, superato, che era da cestinare e da rifare. Cosa abbiamo usato? Abbiamo usato la metodologia del piano processo, quindi un piano che analizza un quadro conoscitivo del Veneto allo stato attuale. Cioè il Veneto in questi anni ha risposto alla crisi attraverso una crescita dell'export e una crescita esponenziale del turismo. Questi due elementi molto positivi per l'economia veneta hanno causato gravi disagi sulla rete dei trasporti, congestione, incidenti, inquinamento. E quindi la sfida del piano è di rendere sostenibile la competitività del Veneto. Il piano prevede 37 azioni, alcune fisico-strutturali e altre organizzative. È prevista il raddoppio della Maerne-Castelfranco, la progettazione che stiamo già facendo anche della Castelfranco-Bassano, è già finanziato il raddoppio della Ponte sul Brenta a Padova e Vigo d'Arzere che sicuramente migliorerà il trasporto pubblico locale. La TAV forse non si ha ancora idea che cosa comporterà il quadruplicamento della linea da Verona a Venezia, perché comunque ci troveremo nelle condizioni di avere un binario dedicato all'alta velocità e al treno merci, un altro binario dove si libereranno un sacco di tracce da poter dedicare al trasporto pubblico locale. L'assessore De Berti ha poi annunciato un'importante novità. Ci sarà l'integrazione tariffaria a livello provinciale, quindi nel 2020, perché noi stiamo lavorando in silenzio, ma nel 2020 arriveremo alla prima applicazione dell'integrazione tariffaria, quindi di quello che tutti conoscono diciamo come biglietto unico. Dopo aver fatto un'applicazione alle province e visto ovviamente i pro e i contro o che cosa c'è da correggere, passeremo a livello regionale, però anche sul biglietto unico stiamo procedendo in maniera spedita e anche il biglietto unico sarà uno di quegli strumenti che permetterà di incentivare l'uso del mezzo pubblico. È morto nella sua abitazione in California l'ingegnere Giovanni Mazzacurati, 87 anni, l'ex presidente del consorzio Venezia Nuova, coinvolta nello scandalo delle tangenti per il Mose. Mazzacurati fu per lunghi anni, dal 1983 al 2005, direttore generale del consorzio, concessionario unico per le opere di salvaguardia della laguna dalle acque alte, e poi presidente dal 2005 al 2013, un anno prima del blitz dell'inchiesta per lo scandalo tangenti. Secondo quanto ricostruito, in soli 5 anni il consorzio Venezia Nuova
Nuova avrebbe versato tangenti per oltre un centinaio di milioni di euro. Le dichiarazioni rese da Mazzacurati in incidente probatorio negli Stati Uniti vennero acquisite agli atti del processo, al quale l'ex presidente non prese mai parte perché in seguito giudicato inidoneo a deporre per gravi motivi di salute. Uscito dal processo con patteggiamento, da tempo era malato e si era ritirato oltreoceano. Il figlio Carlo, tra i maggiori registi italiani degli ultimi anni, era scomparso nel 2014 per un tumore proprio nell'anno in cui era scoppiato lo scandalo. Presidio questa mattina contro la riforma dell'Ater a Venezia. Una delegazione di rappresentanti degli inquilini e dei sindacati è stata ascoltata in Consiglio regionale. Sindacati, comitati e associazioni di inquilini presidiano Calle Larga 22 marzo a Venezia, a poca distanza dal Consiglio regionale del Veneto. Chiedono modifiche urgenti al nuovo regolamento Ater che avrebbe conseguenze pesanti per molte persone che vivono in un alloggio popolare. Ma noi prendiamo esempio anche dalle regioni limitrofe che hanno messo tetti e limiti diversi da quelli assunti del Veneto e che non determinerebbero una fuoriuscita importante di persone dalle case popolari e un aumento vertiginoso dei canoni. In più chiediamo che venga considerata la specificità veneziana che si sta spopolando e con questa legge verrebbe ulteriormente colpita. In provincia di Venezia sono circa 8-10 mila le persone interessate, ma diciamo che qui con un ISEE così costruito, con 20.000 euro, vengono colpite diverse centinaia di persone che sono costrette a lasciare l'appartamento entro i prossimi 2 anni. Una delegazione di manifestanti percorre l'intrico di callette che conduce a Palazzo Ferrofini. Nella sede del Consiglio regionale hanno occasione di ribadire le proprie richieste a diversi consiglieri e all'assessore al sociale Emanuela Lanzarin. Innalzamento dell'ISEE almeno 30.000 euro, una revisione degli aumenti che ci sono stati e un accantonamento, quindi non conteggio del TFR, che logicamente è frutto del lavoro dei nostri residenti e dei nostri anziani. L'assessore Lanzarin alla fine rassicura: i tavoli tecnici costituiti ad agosto in ogni Ater del Veneto hanno terminato il lavoro e la settimana prossima formuleranno osservazioni e proposte che potranno tradursi in modifiche dei parametri. Nessuno verrà buttato fuori di casa, quindi non ci sarà nessun sfratto, e soprattutto che per quegli inquilini, parliamo di anziani perché la categoria che è stata più volte ripresa, soggetti più fragili, che hanno messo via qualcosina, che sono anziani, oggi non ci possono anche permettere chissà che tipo di nuova alternativa. Ci saranno dei correttivi che stanno lavorando i 7 gruppi tecnici proprio per dare serenità e tranquillità a quelle persone che hanno maturato un diritto. Dopo l'incontro di ieri con il ministro Boccia, il governatore Zaia torna a parlare di autonomia e risponde alle dichiarazioni dei pentastellati al termine dell'incontro a Mestre con il PD e lo stesso ministro. È una bugia, è sufficiente andare a vedere le dichiarazioni di 2 giorni fa del ministro Provenzano, che ringraziava il ministro Lezzi, che per chi non se la ricordasse più era il ministro dei 5 Stelle, ministro del Sud, ringraziava il ministro Lezzi per aver bloccato l'autonomia. Quindi si mettono d'accordo tra di loro. Poi posso dire una roba: se sono stati così bravi ci spiegano perché di 10 ministri del Conte 1, 10 ministri 5 Stelle ce ne sono rimasti solo 3. All'indomani dell'incontro col ministro per gli affari regionali Francesco Boccia, il presidente Zaia risponde così alle accuse mosse dal Movimento 5 Stelle sul fatto che l'autonomia del Veneto sarebbe stata bloccata da 3 esponenti leghisti con alcuni rilievi, nello specifico Bussetti, Centinaio e Giorgetti. Il governatore veneto conferma poi che giovedì incontrerà nuovamente a Roma il ministro Boccia in sede di conferenza dei presidenti di regione, ma a meno che nel frattempo non emergano novità sostanziali non si diranno nulla di nuovo, dal momento che l'incontro svoltosi a Palazzo Balbi con la consegna della nuova bozza da parte di Zaia è stato definito positivo da entrambi. L'incontro è stato franco, chiaro, abbiamo parlato di tutto quello che è stato fatto come lavoro, ho portato le istanze del Veneto e noi da lì non ci muoviamo, abbiamo peraltro consegnato al ministro Boccia la bozza d'intesa, sono 68 articoli, ho voluto mettere come articolo numero 1, sarebbe stato inutile, ma comunque ho voluto mettere come articolo 1 il fatto della solidarietà, della sussidiarietà, dell'unità nazionale, della coesione, in modo tale che la si finisca di parlare dell'articolo 1, che è nostro, e parliamo di tutti gli altri 67 articoli che sono quelli dell'autonomia.
Intanto il tema dell'autonomia continua ad accendere il dibattito tra i consiglieri regionali e diversa è anche la lettura a Palazzo Farroffini sull'incontro tra il ministro Boccia e il governatore Zaia. Positivo nel metodo, positivo nel contenuto, perché il Ministro ha mostrato di essere sul pezzo, di non avere pregiudiziali ma di voler confrontarsi sul merito. Finalmente dai titoli passiamo ai contenuti. I consiglieri regionali di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle sono soddisfatti della visita in Veneto del ministro Francesco Boccia. L'autonomia rimane un tema caldo, capace di unire ma anche di generare polemiche tra ex alleati a Roma. Abbiamo assistito per 14 mesi al teatrino della Lega che ha insistito a dire che erano il Movimento 5 Stelle a dire di no all'autonomia, mentre oggi abbiamo scoperto che i principali motivi di conflitto derivavano proprio da precedenti ministri della Lega Nord. Questo ce l'ha detto ieri Boccia, oggi ci chiederemo subito questi documenti, li analizzeremo e poi produrremo i risultati. Possiamo raccontare tante favole agli elettori, sta di fatto che se c'è un movimento che ha portato avanti la tematica dell'autonomia con i suoi ministri, questa è stata la Lega. Quella cosa che invece mi dispiace di ieri è che il ministro Boccia abbia incontrato solamente i consiglieri regionali del PD e del Movimento 5 Stelle. Visto il suo ruolo istituzionale avrebbe fatto bene, come anche noi avevamo richiesto, incontrare tutti i consiglieri regionali. Tra chi osserva dall'esterno i dubbi sull'esito del processo d'autonomia non mancano. Temo che con un governo che io chiamo governo del Sud sia un po' difficile pensare positivo che si possa raggiungere in tempi rapidi l'autonomia che il Veneto vuole. Se ci saranno solo deleghe e non ci saranno le risorse per gestire queste deleghe è inutile avere quell'autonomia che invece i veneti guardano soprattutto sotto l'aspetto della finanza. C'è poi il dato di consiglieri regionali PD e 5 Stelle che nella convocazione post-vertice con Zaia del ministro Boccia per la prima volta si sono trovati assieme da alleati, seppur a livello nazionale. Noi non abbiamo mai avuto pregiudiziali di sorta, abbiamo tutto l'interesse e il dovere e la responsabilità anche di fare il bene che ci chiedono i cittadini veneti e porteremo a casa i risultati proprio per questo territorio. Non mi ha fatto nessun effetto, penso che forze che sono insieme al governo e che hanno iniziato un dialogo anche più maggiore anche a livello regionale sia un fatto positivo, insomma poi dopo se sono rose fioriranno. E nella delegazione del trattante del Veneto che ieri ha incontrato il ministro Boccia c'era anche il costituzionalista Mario Bertolissi. Lo giudico senz'altro positivo per il clima che c'era, per le opinioni che si sono reciprocamente manifestate, perché il ministro ha una competenza importante su questa materia e è in grado quindi di guidare le operazioni per la parte che gli compete. L'autonomia la sostiene fortemente, in questa partita ha affiancato da subito il presidente Zaia. Buona la prima per Mario Bertolissi, costituzionalista, membro della delegazione trattante della regione. La bozza d'intesa consegnata nelle mani del ministro Boccia sgombra il campo da qualsiasi equivoco. Il percorso intrapreso rispetta la Costituzione e i suoi valori fondanti, diritto all'uguaglianza di tutti gli italiani compreso. Il problema della giustizia nell'ambito della nostra società è un imperativo categorico, nessuno l'ha mai messo in discussione. Da questo punto di vista il richiamo che ne ha fatto il ministro Francesco Boccia è sacrosanto e condiviso, mai messo in discussione. Questo è sempre stato all'interno delle bozze e direi che c'è stato sempre in tutte le iniziative che sono state assunte per approdare alla cosiddetta autonomia differenziata. Dal Veneto si attendono risposte, ribadisce il docente. Un'urgenza che riguarda il Paese, quindi è nell'interesse di tutti non lasciar cadere quello che qui si è messo in piedi e non ultimo ci sono 2 milioni e circa 300.000 elettori che si sono recati alle urne in occasione del referendum
consultivo alle quali bisognerà pur dare una risposta, no? La domanda è adesso quanto tempo ci vorrà. Correremo, ha detto ieri il ministro Boccia. Dal Veneto la richiesta è che si cammini con passo e concretezza. La partita dell'autonomia, il Veneto la gioca per tutta l'Italia. C'è il tassametro che va su perché il debito pubblico continua a crescere. Lei comprende che mettere a posto, riordinare la Repubblica vuol dire cercare di invertire la tendenza e soprattutto eliminando gli sprechi, perché qui noi stiamo parlando di sprechi enormi. Dice ci sta dietro l'autonomia differenziata, se uno sa di che cosa parla ci sta dietro e davanti all'autonomia differenziata. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Siamo rientrati in studio con la cronaca. Cesare Finotto, 86 anni, era scomparso ieri mattina, oggi è stato trovato morto in un fossato. Le ricerche hanno avuto un epilogo tragico. Cesare Finotto, 86 anni, era scomparso ieri mattina. Oggi intorno alle 11:30 è stato trovato morto dentro un fossato lungo la campagna di Corbolone di Sastino di Livenza, fra le province di Treviso e Venezia. L'anziano, autotrasportatore in pensione, era uscito dalla sua abitazione a Lorenzaghe in sella al suo motorino Ciao, ma non era più tornato a casa. I familiari, non vedendolo rientrare, avevano lanciato l'allarme. Immediatamente erano scattate le ricerche. I carabinieri di Motta, dove l'anziano era residente, i vigili del fuoco, il nucleo elicotteri di Venezia e gli uomini della protezione civile avevano iniziato a controllare tutte le zone fino a Pravisdomini e Annone, dove era stato agganciato per l'ultima volta da una cella telefonica, ma dell'anziano nessuna traccia. La notte non è rientrato, poi questa mattina la terribile scoperta, forse a causa di un malore l'anziano è uscito di strada finendo la corsa dentro un fossato. Il luogo della tragedia non dista molto dalla sua abitazione, probabilmente stava rientrando a casa quando ha avuto l'incidente. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Parliamo di migranti. L'accordo di Malta su ridistribuzione e rimpatri dei migranti è una bufala, secondo l'assessore regionale Roberto Marcato. Tensione sul tema ieri nel corso della trasmissione Ring, quando ha spiegato i nodi di un accordo a metà. Dovete contestarmi quello che ho detto, però non andare, perché è una tecnica dialettica che conosciamo tutti. La tecnica è contesta quello che ho detto. Quello che ho detto è vero? Quello che ho detto è vero o falso? No, è falso perché tu dici falso, lo verificheremo. Tu dici che è carta straccia questa cosa. No, lo verificheremo. Io ho detto che è su base volontaria la valutazione, è vero o no? È un dato questo. Bene. Questo è un dato. Che riguarda solo i migranti che arrivano con l'NG, è vero oppure no? È vero? E che deve essere ratificato? È vero. E che l'accordo non partecipa la Spagna e la Grecia, è vero o no? Di fronte a zero accordi. Rispondi a questo, è vero o no? Eravamo di fronte a zero accordi. Non è che io eravamo di fronte all'isolamento. Devo far parlare Baldin, che onestamente toccava Baldin, dai, dopo torniamo su quelli che questo, Assessore, è il primo punto di partenza. Ovviamente si faranno altri incontri sperando che aderiscano la maggior parte dei paesi, anche perché vorrei ricordare un'eredità che abbiamo ricevuto, quella del Trattato di Dublino, che non hanno fatto i 5 Stelle chiaramente. Dimmi solo se è falso quello che ti ho detto. No, è falso quello che tu dici che è carta straccia. Serve l'unanimità di tutti i paesi, non è carta straccia, è volontario. Contestami le considerazioni che io ho fatto, contestami quelle. Ho detto il falso? Ma anche un'altra cosa, che in 14 mesi non è carta straccia, è la mia opinione. Vi prego, Baldin, concluda. Ha fatto un accordo. Aspetti, concluda. Io dico che in 14 mesi non è mai stato fatto nessun tipo di accordo, ok? È vero? Quanti rimpatri sono stati fatti da Salvini, cosa che aveva detto all'inizio? No, ma scusa, parlavamo dell'accordo di oggi. No, scusa, lui ha fatto una domanda sull'accordo di oggi. Non ti ha detto quanti rimpatri ha fatto Salvini? Ha fatto discutere ed è stata immediatamente annullata la multa che la polizia locale aveva comminato ad un giovane immigrato che da giorni pulisce una tratta di Corso del Popolo a Mestre. Notizia di poco fa, il comandante della polizia locale di Venezia ha deciso di annullare in autotutela il verbale
Non sappiamo le motivazioni, se per illegittimità, se per altre valutazioni, ma questo era il nostro auspicio e questo si è riuscito ad ottenere. È durata un giorno circa la multa da 350 euro che la polizia locale di Venezia aveva comminato a Monday, un migrante africano reo di spazzare una strada di Mestre. 24 ore che sono state sufficienti a innescare una catena di solidarietà con tanto di colletta, a far presentare un'interrogazione urgente in Consiglio Comunale da parte della capogruppo del Partito Democratico Monica Sambo e ad interessare del caso persino la stampa estera, grazie anche all'avvocato D'Angelo che ha conosciuto il giovane giorni fa e, saputo della multa, ha diffuso la notizia sui social. Lui era seduto su uno di quei cilindri di cemento che separano la carreggiata dal marciapiede col verbale in mano e le lacrime agli occhi. Quindi ci siamo avvicinati, ci siamo riconosciuti, ho detto Mandi cos'è successo? E mi ha mostrato la sanzione, 350 euro, pare perché esercitava attività produttiva sul suolo pubblico, senza la prescritta autorizzazione. È bello perché sul verbale c'è scritto veniva sorpreso palesemente a ripulire senza la zona, senza autorizzazione. Allora mi sono detto, e noi che puliamo davanti all'uscio di casa? Il comando, a quanto si è preso, ha ritenuto di ritirare il provvedimento giudicandolo eccessivo rispetto alla norma sui lavori in strada prevista dal regolamento comunale. Di fatto l'operato del ragazzo è stato equiparato, anche se le regole sono differenti, alla polizia obbligatoria dei plateatici dei locali pubblici e a quella volontaria degli stessi cittadini che spazzano il marciapiede davanti a casa. Monday è un ragazzo di neanche 30 anni che si è dotato di scopa, paletta e sacchetti e ha deciso di ripagare l'ospitalità nostra, italiana, lui è qua in Italia da 3 anni, ripulendo questo pezzettino di mondo. Quale pezzettino di mondo ripulisce? Nello specifico io l'ho conosciuto in Corso del Popolo a Mestre, ho detto grazie di fare quello che non fanno più gli italiani, cioè pulire il proprio uscio di casa. Un centinaio di dipendenti suddivisi in 8 gruppi, ciascuno dei quali focalizzato in un progetto da trasformare in un prototipo funzionante nell'arco di 48 ore. Gli inventori di Generali, selezionati dopo la scrematura di un pacchetto iniziale di 120 idee, sono impegnati da ieri all'interno dell'Innovation Park di Generali Italia a Mogliano Veneto e alcuni di loro hanno potuto anche riposare brevemente dentro le tende posizionate sul prato del quartier generale trevigiano. Si tratta del primo Corporate Bootcamp, esperienza lanciata tra i circa 15.000 operatori in Italia della Compagnia del Leone. Sarà l'ex sindaco di Treviso Giovanni Manildo l'ospite di questa sera di 20 e 10. Con le notizie da Venezia ci fermiamo qui, vi lascio come sempre le previsioni del tempo, grazie per l'attenzione e buona serata. Benvenuti al Meteo. Nuova perturbazione in transito sul nostro territorio. Mercoledì 25 settembre il tempo tornerà infatti a peggiorare. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto l'alta pressione cede nuovamente, ecco che al mattino avremo ancora qualche spazio soleggiato, dal pomeriggio invece precipitazioni via via più diffuse, un po' ovunque, entro la nottata comunque tenderà a migliorare. Temperature ancora in calo, minime tra gli 11 e i 15 gradi, massime comprese invece tra i 18 e i 20 gradi. E anche sul Friuli Venezia Giulia nella prima parte della giornata sarà ancora pressoché stabile, poi dal pomeriggio avremo piogge e temporali piuttosto diffusi ovunque. Temperature anche qui in diminuzione, minime tra i 12 e i 18 gradi, massime oscillanti invece tra i 18 e i 21 gradi circa. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, anche qui il cielo sarà molto nuvoloso con precipitazioni via via più diffuse e anche localmente intense con il passare delle ore. Temperature minime tra 11 e 12 gradi, massime in lieve calo sui 21 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Grazie per l'attenzione, arrivederci.